Diciamo che il primo vero contratto l'ho fatto con la Honda, andavamo a firmare il contratto a Roma, mi ricordo come adesso, e con me in squadra ci correva Claudio Terruzzi. Claudio Terruzzi è un miliardario di famiglia, quindi era un benestante milanese, e mi ricordo che andammo a Roma in elicottero, col suo di elicottero, no? Col suo elicottero, e quindi ci veniva da ridere perché siamo andati a firmare un contratto quasi ridicolo, aveva speso più soldi di elicottero andare e ritornare che i soldi di ingaggio che abbiamo firmato quel giorno, però è andata così. Ho iniziato con l'Honda Italia, ho sempre fatto il contratto con Honda Italia per 3 anni e dopodiché appunto sono passato in Cagiva. A Cagiva mi ha rincorso perché dopo la prima esperienza no, abbiamo avuto un po' di problemi perché la moto non andava poi così bene, infatti distruggeva le gomme, andava così veloce che sulle piste battute si superavano i 200 all'ora. È chiaro che non vai tutto il giorno a 200 all'ora, è impossibile, però le punte le abbiamo fatte, tra io e De Petri eravamo sempre i più veloci di quel periodo. Mi feci anche male al Rally dei Faraoni, ho fatto una brutta caduta con una frattura alle vertebre, e mi sono fatto male ad ottobre, la prognosi era fino a gennaio e io invece a gennaio sono partito per la Parigi-Dakar, dopo le cure del dottor Costa eccetera, e ho fatto degli sforzi inimmaginabili per poter allenarmi, sempre disteso su una panca con la squadra dell'Udinese che mi mise a disposizione di spogliatoi, la magnetoterapia che facevo ogni giorno per poter far sì che le ossa che mi si erano spezzate nella vertebra, avevo schiacciato 3 vertebre schiacciate, però diciamo che così alla fine sono riuscito a partire perché altrimenti saltare la Parigi-Dakar è come saltare un'Olimpiadi per questo tipo di specialità. Io volevo uscire dalla Cagiva perché arrivando dalla Honda non mi ero trovato bene con la moto, non con le persone, perché le persone, i Castiglioni sono stati dei fenomeni. Alla fine ad aprile siamo andati in Tunisia a provare la moto nuova, praticamente abbiamo stravolto la moto, da quella che era abbiamo fatto una moto che era un po' la sorella gemella della Honda NXR sulle indicazioni mie. Loro hanno capito effettivamente cosa volevo fare su questa moto e per andare così a spanne abbiamo abbassato totalmente i pesi dei serbatoi, abbiamo tolto più di 1000 giri al motore perché aveva talmente tanta potenza il motore della Cagiva che distruggeva la gomma dietro. Dopo 100 km io arrivavo sulle tele, quindi era inammissibile partire di nuovo alla Dakar con una moto che spaccava le ruote per la potenza, perché avevamo su un motore bicilindrico Ducati 950 cilindrata che era un motore da pista sostanzialmente, consumava tantissimo, strappava le gomme, la moto aveva il baricentro molto alto, non frenava perché avevamo dei freni della guerra punica, dico io, e alla fine questa moto l'abbiamo veramente rifatta da capo, tellaio nuovo eccetera, abbiamo usato molti materiali leggeri, quindi magnesio, titanio, molta fibra di carbonio sulle carene. Ho sentito subito mia questa moto e anche un po' il progetto, appoggiato da Azzalin, anche se mi prendeva per il culo e mi prende ancora adesso perché mi diceva che ero filo giapponese, e un po' lo ero perché arrivando dalla Honda HRC cosa fai? Porti l'esperienza dell'Honda HRC, non è che ho corso con la Garelli 50 fino al giorno prima e di conseguenza ho portato la mia esperienza in Cagiva e ne è valsa la pena perché abbiamo vinto tutto quello che c'era da vincere. Io ho vinto la Dakar, ho vinto i Faraoni, e De Petri ha vinto Tunisia, Faraoni, e quindi lì è nato un po' questo amore anche per la Cagiva che ho corso poi fra l'altro per 7 anni con loro, fino al punto che mi hanno detto che ero vecchio, che non avevo più voglia di correre, ma l'ho saputo dopo questo. E un bel giorno ho saputo che la Cagiva aveva rinnovato il contratto a Kari Tiainen che arrivava dall'Enduro, a Davide Trolli che arrivava dall'Enduro, tutta gente che non aveva mai fatto la Parigi-Dakar, cioè quindi dei neofiti dell'Africa, della sabbia, delle dune. Io ero già alla mia 8ª, 9ª partecipazione, quindi qualcosa di esperienza in più direi che c'era, anche, visto anche le vittorie che c'erano prima. E io sono andato in Yamaha, quasi
non dico quasi per caso, ma quasi, perché sono andato a correre al Rally del Nevada con un KTM che stendiamo un velo pietoso, e in quell'occasione conobbi Nicola Poggio, che era il team manager della Yamaha, e mi disse, tornando in aereo, pensa a te, dopo la gara, tornando in aereo da Las Vegas all'Italia, eravamo seduti vicino, abbiamo parlato un po' di tante cose, mi dice, io voglio fare il Dream Team. Il Dream Team. E che Dream Team vuoi fare? Tu e Peter Hansel. Madonna. E lì è nato il Dream Team. Quindi c'era tutta la forza Yamaha e Yamaha France, perché la Yamaha France era la Dakar. I giapponesi, dal Giappone arrivavano i pezzi, ma alla fine tutta la logistica di una corsa era gestita dalla Yamaha France. Quindi Yamaha Belgarda e Yamaha France si sono unite, i due piloti più forti in quel momento, io e Peter Hansel, eravamo in due, solo lui in squadra, io e lui in squadra, e avevamo due camion, cioè eravamo veramente il Dream Team. E nel 96 mi sono ripreso la rivincita con la Cagiva e ho vinto con Yamaha. Poi c'è stato un anno di pausa, ma neanche tanto, perché mi sono rifatto la Dakar come giornalista per Italia 1, quindi ero lo speaker di Italia 1, ma sul percorso, quindi me la sono fatta tutta in macchina con la Jeep, io, Gigi Soldano e un cameraman, ho guidato sempre io la macchina. E poi ho avuto l'avventura BMW, che è andata un po' male, perché dopo 2 anni di lavoro ho lasciato il team per KTM, è andata ancora peggio, e dopo ho deciso che era il caso di smettere assolutamente con la moto, perché la corsa era totalmente cambiata rispetto alle prime edizioni a cui ho partecipato, dove c'era la navigazione, dove c'erano i bivacchi veri, dove si facevano 800-900 km al giorno, ormai c'era l'asfalto per le assistenze, le tappe accorciate, basta bicilindriche, cioè è stato GPS che non mi piaceva più. Basta, ho detto basta, avevo già fatto comunque un sacco di Parigi-Dakar in moto, anche se ne avessi fatta una in più in quella condizione non mi dava più questa emozione. E qui mi collego alle auto, molti non sanno che io ho sempre corso in auto, ho fatto i rally, ho corso con le Delta, ho fatto il campionato italiano terra classificandomi al secondo posto con le Delta integrale 4VD col team Totip di Milano negli anni 90 comunque, adesso precisamente le annate, però diciamo che ho corso un po' di fila, ecco. Le prime gare le ho fatte con la Manta, ho fatto il rally di Piancavallo con la Ford Escort, ho corso la 24 ore del Nürburgring per 5 volte, ho fatto la 24 ore del Nürburgring classificandomi quinto assoluto con una BMW M3 assieme a Luca Cappellari, Fabrizio Golin, gara memorabile e corsa memorabile soprattutto e percorso incredibile. Quindi la mia passione per le auto c'è sempre stata e tutte le sere io quando scendevo dalla mia Cagiva, dalla mia Yamaha, andavo sempre nei box della Peugeot, della Citroën, andavo a parlare con Ari Vatanen, con Cancunen e con tutti i piloti che correvano con questi bolidi del deserto, il quale avrei sempre voluto prima o dopo partecipare. Quindi da lì è iniziata un'avventura semi-ufficiale con la Nissan, col team Tecnosport di Varese, ho corso con le Nissan, ho fatto un bel quinto posto al Rally dei Faraoni, credo nel 94 nel 95, anche al Rally di Tunisia classificandomi secondo, e poi sono passato all'Isuzu con un progetto Europe, un progetto europeo, perché l'importatore italiano è quello che importa per tutta l'Europa questo mezzo dal Giappone, solo che il mezzo non era competitivo come i team ufficiali Citroën, poi c'era la Volkswagen in quel periodo, per poco così non ho guidato le Volkswagen perché poi hanno scelto per un collaudatore di rally tedesco che alla prima duna ovviamente si è schiantato perché partono a fuoco, però il deserto se non lo conosci è pericoloso e quindi è andata così fino alla decisione poi anche di smettere. Di Dakar ne ho fatte 19. Adesso parliamo sempre solo di Dakar perché è quella più importante, ma dobbiamo aggiungere poi tutte le altre. Poi io ho un altro record che forse tanti non si ricordano o nemmeno sanno. Io ho fatto le prime 10 Parigi-Dakar in moto, sono sempre arrivato al traguardo e il peggior risultato è stato 7° assoluto, è sempre primo dei piloti italiani.
Quindi diciamo così, al di là delle vittorie che sono 4, ci sono tutti i piazzamenti, secondo, terzo, quarto, sesto, quarto, terzo, sempre nei primi 10, quindi diciamo così la mia bravura era un po' anche il fatto di non cadere mai, rischiavo quando ne valeva veramente la pena, ma soprattutto non mi sono mai ritirato al di fuori delle ultime 2 edizioni con BMW e KTM che mi sono ritirato per problemi tecnici. In questo angolo ho alcuni cimeli, chiamiamolo così, alcune coppe importanti, diciamo. Qui ho una targa molto particolare, di cui prima vi ho già parlato, ed è la targa che mi regalò Enzo Travagini nel 1980 e mi scrisse queste frasi: quello che è stato tentato da centinaia di ragazzi per 20 anni è riuscito a te, senior Eddie Orioli, con ammirazione e affetto, Travagini Renzo, 1980. Praticamente io in 2 anni e mezzo sono passato da cadetto, junior, senior, e lui mi fece questa targa a testimonianza. Se questa targa me l'ha regalata è certo merito anche suo, che mi ha dato la possibilità con gli SVM di poter partecipare ai campionati italiani più piccoli per poi arrivare a quelli più importanti. Poi qui ho tutti gli album, ho tutte le rassegne stampa, io tutto quello che è uscito di me è rilegato in questi libri, quindi ogni articolo che è uscito è qua dentro, poi i soliti album, solite foto, i caschi d'oro di Motosprint, che è un po' come quando fanno il Festival del Cinema a Venezia. Per il motociclismo il casco d'oro è un premio ambito, quindi ne ho 24, adesso qui ne vedete 3, uno è in un'altra stanza. Dimenticavo la medaglia d'oro al valore atletico, praticamente è arrivata nell'87 dopo aver vinto il mondiale a squadre alla 6 giorni di San Pellegrino Terme. Nelle prime edizioni la coppa era questa, quindi era anche abbastanza ridicola, e poi ti arrivava a casa un diploma dall'organizzatore che ti faceva i complimenti che eri arrivato sulla spiaggia di Dakar. Ho avuto la fortuna di fare il giro allo Stadio Friuli, qualcuno si ricorda, che magari era lì, qui ho una foto, Stadio Friuli, 90, Udinese-Milan, 50.000 spettatori, con l'HG ho fatto il giro dello stadio, è stato incredibile. L'avevo già fatto 2 anni prima quando vinsi con la Honda, c'era Pozzo che mi ha invitato a festeggiare, quindi c'era l'Udinese ma c'ero anche io, ecco, in quel periodo è stata una cosa abbastanza... Però non mi rendo ancora conto adesso, mi rendo conto quando c'è qualcuno che me ne parla, perché per me era abbastanza... Io pensavo solo a correre, poi il resto, feste e festini, ce n'erano di un continuo, e quindi era abbastanza normale ritirare premi.